Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo video. Il titolo è un po' particolare, una nuova impostazione. Che cosa significa? Significa che nell'articolo che andrai a leggere qui di sotto sul sito mattoscacco.com troverai una partita commentata. Questa partita è stata disputata fra due giocatori. Col bianco abbiamo un giocatore di categoria seconda nazionale col punteggio Elo 1631, mentre col nero abbiamo un candidato maestro con 2097 punti. Questa partita a noi ci sta molto a cuore perché il preparatore del giocatore di categoria seconda nazionale è stato preparato da un nostro carissimo articolista del nostro sito che gli ha dato una mano appunto a prepararsi per questo torneo molto importante. Tuttavia qui abbiamo un grande divario fra i due giocatori, ma ci sono state parecchie cose interessanti all'interno della partita. Andiamo a analizzare ora dettagliatamente il profilo del bianco. Giocatore Bruno, seconda nazionale, punta ad arrivare a una prima nazionale, quello che punto anch'io da tanto. Poi sicuramente il secondo punto è il fatto che questo giocatore è abituato a sistemi universali, sistemi che vanno sempre bene a qualsiasi mossa giochi il tuo avversario, quindi quelle mosse tranquille come G3 col bianco per fianchettare o G6 col nero sempre per fianchettare sull'ala di re. Quindi questi sistemi sono sì passivi e certamente magari vanno bene nelle partite veloci, se non si vuole andare troppo subito nel rischio sin da subito, ma nelle partite a tempo ragionato, come in un torneo di questo, è sconsigliato a meno che tu non sei un fortissimo giocatore, oppure a meno che tu non abbia voglia di impararti nemmeno un'apertura, è sconsigliato utilizzare questi tipi di aperture che sono piuttosto passive, soprattutto se si ha il bianco. Terzo punto è che appunto questo giocatore ha 460 punti di differenza dal suo avversario, che non sono pochi, sono quasi 500 punti, come se uno da 1500 va a sfidare uno da 2000, sono veramente tantissimi. Andiamo ora a vedere il profilo del nero. Si chiama Petruccioli, è un candidato maestro, è un forte giocatore, questo senza dubbio, è amante della siciliana, quindi a 1 e 4 ti risponde con 1 C5 e ovviamente anche lui ha 460 punti di differenza in più rispetto al suo avversario. Questi sono i pochi dati che conosciamo e la partita infatti si svolge con 1 e 4 del bianco, risposta del candidato maestro 1 C5. Andiamo a vedere come prosegue questa partita.